È stata un'altra giornata di maltempo per la Marca trevigiana, l'ormai solito copione di vento forte e pioggia battente con temperature crollate in pochi secondi, 17,5 nel capoluogo, il momento più critico verso le 2 del pomeriggio quando un ramo ha colpito un'auto in transito alla rotatoria che dalla tangenziale di Treviso porta al Cafoncello. Distrutto il parabrezza, fortunatamente la donna alla guida di questa Citroen Picasso bianca ha rimediato solo un grande spavento. Immediato comunque l'intervento di SUEM e vigili del fuoco. Per la quarantenne madre di famiglia non è stato necessario il ricovero. Albero caduto anche in viale Matteotti a Montebelluna, cielo scuro e raffica Vedelago, sedie e tavolini in aria nella zona di San Biagio di Callalta. Lo stesso presidente della regione del Veneto, Zaia, ha parlato di un venerdì contrassegnato da fenomeni intensi ma sotto controllo, mentre nell'Alta Marca prosegue la conta dei danni dopo la grandinata da record di mercoledì sera. Difficile quantificare le auto danneggiate o distrutte, i tetti e i pannelli fotovoltaici crivellati, di certo un salasso per tanti. Si parlava ieri sera proprio e mi dicevano: guarda, sono da sola, mi pago il mutuo della casa che tra l'altro è aumentato, ho il mio lavoro, ma le rate dell'auto, la vita quotidiana che comunque aumenta, adesso devo inventarmi come pagare i danni all'auto e al tetto della casa, cioè questo è veramente mettere in crisi le famiglie e in questa situazione ce ne sono tantissime, quindi ben venga ogni supporto che riusciamo ad avere e spero veramente che ci venga riconosciuta così la condizione che stiamo vivendo. E così, dopo Pederobba, anche Crocetta avvia un iter ufficiale per i rimborsi. Proprio stamattina abbiamo chiesto in regione lo stato di calamità naturale, perché questo è. Ai concittadini fate foto e documentate con la modulistica, portate in comune quello che è l'evidenza dei vostri danni in modo che tutto assieme si possa raccogliere e poi creare un'unica richiesta di danni per quello che è stato fatto, che è successo. Effettivamente io non so se in passato c'è stata ancora, ma vedere proprio la violenza con cui si rompono le cose ed il ghiaccio che arriva per terra e si schianta, fa impressione, fa proprio impressione.